Siamo a Moggio Udinese, questa è l'abbazia di San Gallo Abate, una costruzione del 1763, voluta e costruita dall'ultimo abate commendatario Delfino, Daniele Dolfin o Delfino, dalla famiglia Dolfin Manin. Si vede lo stemma nel timpano della chiesa. La facciata è di Luca Andreoli, però questa chiesa, l'abbazia di Moggio o l'abbadia di Mueg, ha una storia quasi millenaria. Nel 2019, infatti, abbiamo festeggiato i 900 anni di fondazione della chiesa. Adesso entriamo al suo interno. Ecco, una chiesa barocca, molto grande, vedete, una navata unica, 4 altari laterali dedicati a destra al Sacro Cuore e alla trasposizione di San Giuseppe, alla Madonna con Bambino, San Nicola e Sant'Antonio e alla Madonna del Rosario. Ma adesso andiamo verso l'abside dove si può iniziare anche a raccontare la storia di Moggio. Se percorriamo la navata, vediamo questo nuovo affresco, che è la resurrezione di Moggio dal terremoto, costruito, affrescato nel 1982 dal pittore Piozzo, e più in là vedete il grande lampadario, scuola veneziana, che noi a Moggio chiamiamo la Gloglie, ovvero la chioccia, che è composto da 1500 pezzi tutti in legno e ferro battuto, rivestiti di foglia d'oro. Ecco, questa è la parte che è rimasta intatta dal terremoto e da qui si fa partire la storia di Moggio e della sua comunità. Davanti a noi vediamo l'altare barocco in marmo rosso di Verzenis, a sinistra San Gallo Abate col pastorale, a destra San Carlo Borromeo, che ha avuto anche lui una parte importante nella nostra chiesa. La storia di Moggio dell'Abbazia si può far partire da questo affresco sulla sinistra che raffigura la donazione del conte Caccellino al patriarca d'Aquileia, Federico Voldarico von Eppenstein, che era anche suo parente ed è stato anche abate dell'abbazia di San Gallo in Svizzera. Nella scena si vede col mantello giallo il conte Caccellino, alle spalle la moglie Cunegonda. L'atto di donazione risale al 1084, dove le parole dicono di questo leggendario testamento: se io non vi faccio più ritorno, al posto di questo mio castrum, tu edificherai una chiesa dedicata alla Vergine Maria. In realtà a Moggio non c'è mai stato un castello, ma sempre una costruzione fortificata, perché la sua posizione strategica che domina il Fella portava già in epoca romana a avere proprio su questo colle, su quello superiore di Santo Spirito, un avamposto romano. Il conte Caccellino è realmente esistito, trovate la sua sepoltura a Santa Maria in Ebeldorf. Sulla destra vediamo una fase successiva, perché dicevamo la donazione del 1084, la costruzione della prima abbazia del 1119 e poi però in questa lapide proprio qua ai piedi dell'altar maggiore, dopo il terremoto, si sono potuti ritrovare 5 strati di pavimentazione che stanno a indicare 5 in pratica cantieri di questa chiesa. Tra il primo e il secondo c'è uno strato di cenere, quindi probabilmente un incendio aveva distrutto la chiesa, e fra il quarto e il quinto ci sono i detriti del grande terremoto del 1511 che aveva devastato gran parte del Friuli. L'affresco sulla sinistra, sulla destra, vedete c'è già una chiesa di stile gotico con un grande rosone che sembra molto il Duomo di Gemona e anche ricorda quello di Venzone. Tutto attorno, vedete, c'è sempre la cinta muraria, in realtà c'è sempre stata fin dall'epoca più remota, e la torre che si vede poi in esterno al complesso abbaziale ne è un segno. Infatti la torre medievale, ora sede espositiva, è del 1260. Sul colle superiore qui si può già notare la chiesetta di Santo Spirito. Pensate, il caso vuole, che sia stata costruita nel 1516 per far sì che dopo il terremoto del 1511 le funzioni dell'abbazia potessero essere comunque fatte a Moggio Alto,
e adesso, a simbolo del terremoto del 1976, è rimasto solo campanile. Nella cappella eucaristica dedicata alle suore di clausura, abbiamo 9 suore di clausura, guardiamo alla nostra sinistra. Il grande Cristo Ligneo del 1466. È sempre esposto Santissimo, una sorella Clarissa in veglia. Questa è la parte, diciamo, vedete, questa parte della chiesa gotica. Questo è un altare ligneo dedicato al buon pastore, porta la data del 1634 ed è opera di Giovanni Saidero di Venzone. Adesso scendiamo nel battistero. Scendiamo di livello. E questo, diciamo, è una delle antiche cappelle della prima chiesa, quella del 1119. Il fonte battesimale è stato collocato nel 1500. Questa cupola frescata risale al 1260. In particolare, vedete, ci sono 3 affreschi, quello con una parabola delle Vergini stolte e sagge più antico, una Madonna con un bambino, quella sopra la finestra, cui poi sopra nel corso del 1300 è stato ridipinto un angelo in stile giottesco. Questa è la Trinità in gloria della scuola dei maestri tolmezzini.